Jesolo, 4 maggio, ore 21:30. Una città viva dai ritmi frenetici e dalle attività in fermento. Questo appena un anno fa, soltanto un ricordo. Oggi invece la città sembra irriconoscibile perfino ai suoi abitanti e commercianti. Dal 9 marzo ormai le attività sono chiuse a causa del coronavirus, ma adesso la categoria del commercio ha deciso di rompere il silenzio e scendere in piazza. È una manifestazione pacifica quella dei commercianti che hanno deciso di aprire le porte dei negozi e accendere le luci, in segno di protesta verso uno Stato che non ascolta le loro semplici richieste sui tempi certi e regole chiare per poter riaprire. La stagione qua a Jesolo sarebbe dovuta già partire da tempo, purtroppo non è potuto accadere, però adesso è davvero tardi e noi esigiamo un segnale dall'alto, ma non solo, da tutte le istituzioni. Parlo anche dagli assessorati, dalle persone più vicine a noi, perché nessuno fino adesso ci ha preso in considerazione, quindi abbiamo deciso di prendere noi la parola. 2 mesi in cui noi siamo stati come dei bravi soldatini a casa, senza aiuti, aspettando che arrivasse un segnale. Invece arrivano solo decreti confusi senza date precise e siamo a maggio. Quali sono le paure per quando dovrai riaprire? Abbiamo chiuso con la speranza di dire, chiudiamo un mese, tanto non è un mese di lavoro in una vita lavorativa che sarà quello che che fermerà il tutto, però purtroppo dopo 2 mesi non ci si può neanche stare così con le mani in mano a casa ad aspettare che qualcuno ci dica cosa dobbiamo fare e che ci detti i tempi. Purtroppo le spese sono tante e qui bisogna rimboccarsi le maniche, stringere i denti, testa bassa e lavorare. Oltre alla paura si aggiunge anche l'incertezza delle modalità con cui si potrà riaprire e quando si potrà riaprire. Dalle istituzioni non ci è arrivato nessun protocollo per sanificare, per igienizzare. C'è chi dice che dovremo sanificare i vestiti, chi invece dice che non serve. Bisogna anche prepararsi e quindi noi aspettiamo anche quello, è per quello che noi stasera stiamo comunque protestando, perché oltre a non avere nessuna voce dalle istituzioni, non sappiamo neanche come riapriremo. Siamo pronti, abbiamo allestito i nostri negozi con tutte le precauzioni possibili, quindi abbiamo adottato le varie sistemi di protezione, la barriera in plexiglass, abbiamo le mascherine, gli igienizzanti, abbiamo fatto anche la sanificazione dei nostri locali col sistema ozono, abbiamo cercato di seguire tutte le disposizioni per aprire in sicurezza e siamo pronti ad aprire in sicurezza. Noi chiediamo chiaramente che, di anticipare questa apertura perché il 18 ho l'impressione che sarà una catastrofe se non apriamo. Ci sono, come vedi, giornate bellissime e se vedi qui c'è il deserto. C'è più paura della crisi o del virus in questo momento? Sinceramente forse della crisi, perché comunque noi siamo in una località balneare turistica, viviamo di turismo e ad oggi purtroppo è molto compromessa. 3 mesi non bastano per sopravvivere un anno, quindi ripeto, purtroppo con il virus dovremo convivere e meglio farlo il prima possibile. Noi viviamo di turismo e il turismo non so neanche se si presenterà quest'anno all'appuntamento, perché dell'Italia è stata data un'immagine veramente orribile in questi mesi. Noi vogliamo solo dire che l'Italia è un posto sicuro in cui si sta bene e Jesolo si sta benissimo. Vogliamo solo aprire in totale sicurezza, rispettando tutte le regole con responsabilità, ma noi vogliamo e dobbiamo lavorare, non possiamo più aspettare.